Il deflusso ecologico del bacino del Brenta approda in Consiglio regionale. Il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Enzo Sonza, ha portato questo delicato argomento all'attenzione della seconda commissione permanente del Consiglio Veneto. Sul tavolo l'applicazione sostenibile del deflusso ecologico nel bacino del Brenta, che sarà oggetto di approfondite discussioni nel corso dei prossimi mesi. In ballo c'è la revisione delle portate da rilasciare nel fiume, sulla quale il presidente Sonza ha portato l'attenzione per i pericoli che graverebbero sul territorio in caso di rialzo del deflusso del Brenta, con possibili danni di natura ambientale ed economica. La soluzione che auspichiamo noi è quella della deroga, perché il deflusso ecologico è stato pensato per i fiumi del nord Europa che hanno una certa caratteristica, che hanno una certa portata e non è applicabile nel nostro territorio, e quindi auspichiamo che assieme alla deroga poi ci siano degli studi che vadano a identificare come si può applicare il deflusso ecologico sul nostro territorio. Nel frattempo noi portiamo avanti il discorso della trasformazione dell'irrigazione dallo scorrimento a pioggia, e soprattutto, ma è la cosa fondamentale per noi, è quella di un bacino che possa dar modo anche di avere l'acqua quando questa non c'è.